Presidente Melis mi ha anche raccomandato di andare a braccio. Io non me la sento per due ragioni, perché devo partire da questo tema della comunità consapevole per poi arrivare nel giro di un quarto d'ora a parlare di federalismo. E perciò cercherò di seguire almeno in parte una traccia scritta, interrogandomi principalmente sul tema se esista o meno una comunità consapevole ed eventualmente quale possa essere, se una comunità urbana o rurale, ammesso evidentemente che queste distinzioni abbiano ancora un significato, un senso. La distinzione tra paesi, città, campagna è diventata tenue, sia considerando i vari aspetti della vita sociale che quelli di specifiche trasformazioni territoriali. Via via i paesi e la campagna hanno perso le loro tradizionali connotazioni, hanno acquisito non pochi elementi urbani, sia nelle tipologie che nelle dinamiche dei consumi, ma nonostante tutto non sono diventate né potevano diventare città. Per contro, i territori più urbanizzati dell'isola si sono sviluppati intorno ad una filiera sociale arricchita dalla sovrapposizione delle più svariate culture e identità provenienti da una moltitudine di paesi. Città con molti paesi aggregati anche urbanisticamente e qualche volta con un numero di abitanti superiore per singolo paese a quello della comunità di provenienza. La città invece è sempre più luogo che offre una maggiore speranza di lavoro, oltre che evidente luogo attraente di consumo. Riflettendo su alcune linee di movimento demografico, mi sono più volte chiesto se gli individui non siano proiettati solo verso quei luoghi che offrono l'opportunità di stare dentro le crescenti dinamiche di consumo. C'è speranza di salvaguardare la vita sociale e l'identità di comunità e luoghi oltre queste dinamiche? La dinamica demografica dei paesi è interpretabile principalmente oggi come traiettoria interna ed esterna verso il consumo, perdendo sempre più il significato di luogo. Armungia, Ales, Bitti, Lula, Bonorva, Pozzomaggiore non sono più luoghi di una forte identità autoctona, sono diventati dei semplici punti di una linea continua di consumo. Del resto, nessuna forza politica o coalizione di governo si è posto il problema di adottare politiche capaci di affrontare il problema della densità abitativa dell'isola. Le dinamiche demografiche di quest'ultimo dopoguerra ci hanno raccontato ampiamente e continuano a raccontarci in maniera sempre più forte lo sfilacciamento del tessuto sociale, civile e urbano sardo. L'isola non sembra più un insieme di comunità, come era stata sempre, direi. Sembra diventata un insieme di traiettorie in cui si mostrano, come in una rassegna fieristica, paesi e città, lungo alcuni assi viari principali, la 131, la 128, la 554, chi vende, chi compra cose, speranze, sogni, una città-mercato continua. Come sono consapevoli di sé le comunità presenti in questa rassegna, in queste traiettorie? È difficile parlare della consapevolezza che di sé hanno i centri urbani della Sardegna. Se dovessi esprimermi sul grado di consapevolezza dei paesi sardi, direi che prima di tutto hanno consapevolezza del proprio declino. Negli ultimi anni si sono confrontate due tesi. La prima, sostenuta da coloro che credono sia ampiamente esaurito il ruolo della piccola comunità locale, legato fin qui alla minore mobilità degli individui e alla integrazione degli individui col paesaggio agrario tradizionale. La seconda, sostenuta da coloro che contro ogni evidenza credono e lottano per garantire un futuro alle comunità minori. Abbiamo sostenuto che in questa dimensione demografica minore si trova tanta parte dei nostri beni culturali, si conservano risorse immense che quando valorizzate in modo adeguato possono diventare strumento importantissimo di rilancio di tutto il sistema regionale. In alcuni momenti è risultato evidente all'opinione pubblica che nel movimento dei piccoli comuni organizzatisi in consulta
si fosse materializzato un punto significativo di consapevolezza e di azione. Il movimento è stato sconfitto, nonostante il favore dell'opinione pubblica, in omaggio ai sacri principi del contenimento della spesa pubblica e della razionalizzazione che ha animato tutti gli anni 90. Personalmente considero molto grave che quelle azioni di contenimento siano state operate da coalizioni di centro-sinistra che avrebbero dovuto avere ben altra attenzione per le domande di cittadinanza provenienti da territori marginali in maniera così pressante. Gli ultimi risultati elettorali ne sono un po' la logica conseguenza, sono carichi di significato. Ma quella lezione mi sembra sia stata fatta propria solo da un movimento politico che dichiara nei suoi 10 punti programmatici di assumere il Paese come unicità identitaria, demografica, culturale e politica per costruire un ordito di iniziativa politica per il rilancio per il futuro dell'isola. Per tentare di affrontare questi problemi non è inutile allora porsi la questione, il tema, interrogarsi sul tema della consapevolezza delle comunità, che diventano momenti della consapevolezza della rinascita, evidentemente, e su cui si può anche riflettere più specificamente di federalismo. Il primo punto in cui si può materializzare questa consapevolezza, secondo me, continua ad essere il comune. È il momento dello Stato più vicino al cittadino, è nel municipio che il principio di sussidiarietà assume significato e rilevanza, che la democrazia assume la sua prima forma, è il momento della consapevolezza che diventa autogoverno. Ma su questo è stato detto e scritto tanto. Io mi limito a considerare che nonostante la riforma del titolo V della Costituzione non si sia sviluppato un adeguato dibattito, forse anche perché, come diceva l'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, provocatoriamente di fronte all'Assemblea delle Autonomie Locali, in massicce dosi di decentramento, impropriamente chiamato federalismo, venivano iniettate dall'alto, ed ecco perché il dibattito spesso langue. Altro importante luogo di consapevolezza delle comunità locali è stata e continua ad essere la Chiesa. In alcuni ambienti particolarmente attenti è stata negli anni scorsi avviata una riflessione sulla possibilità di estensione dei tradizionali meccanismi dello Stato sociale oltre l'individuo e la famiglia e sino ad interessare le comunità locali in sofferenza. Naturalmente quelle che si trovano nelle zone più marginali e più interne. Una riflessione che io ho considerato molto interessante e che purtroppo non è uscita da questi ambienti. I partiti e le amministrazioni pubbliche si sono ben guardate dal fare una riflessione in questa direzione. Arrivo all'ultimo punto che mi interessa solo segnalare, quello delle autonomie funzionali, anche se sono momenti di grande consapevolezza comunitaria, in specie la scuola, che diventa nei piccoli centri essa stessa comunità. Alcuni anni fa, presentando uno dei suoi ultimi rapporti Censis, De Rita sosteneva che bisognasse prendere per mano la storia fatta dai nuovi soggetti, che secondo lui erano costituiti dalle autonomie locali elettive, dal loro coalizzarsi in progetti territoriali ed infine dalle autonomie funzionali. Sulla scuola si è parlato poco dei comuni dopo la riforma del titolo V. Direi che bisogna ancora di più riflettere sulla scuola dopo la riscrittura dell'articolo 117, considerando altresì che dal 1° settembre del 2000
le autonomie scolastiche hanno acquisito personalità giuridica. Quindi è vero che nello Statuto sardo, all'articolo 5, era già richiamata una potestà legislativa concorrente su alcuni temi della istruzione, della cultura della lingua sarda, ma adesso tutta la materia dell'istruzione in qualche modo viene regionalizzata, posta in capo alle regioni e per di più, per quel che riguarda la formazione professionale, la regione ha potestà primaria, perché io sono fiducioso che la potestà secondaria sui temi generali dell'istruzione non sarà dispersa come fin qui per alcuni temi nella nostra storia del dopoguerra, perché questa potestà è stata incardinata in senso generale nella regione e perché soprattutto questa potestà verrà sollecitata dal movimento delle autonomie scolastiche che non per niente già in 10 regioni d'Italia si sono costituite in associazioni autonome di autonomie scolastiche, appunto, che si potranno federare col movimento delle autonomie locali e perciò cominciare ad informare di spirito nuovo, di iniziativa nuova, anche l'architettura dello Stato federale. Mario Medde ha portato introdotto il suo discorso con una parabola. Ha detto che il monaco afghano difficilmente poteva far conoscere ai suoi coevi l'elefante nelle condizioni in cui l'elefante veniva presentato. A me sembra ancora di più una parabola sul federalismo. L'elefante lo si può vedere solo se illuminato dalla luce della politica. Credo che in questo dibattito sia assente proprio la politica.